Pronto, buonasera, abbiamo collegato Michele Serena, l'allenatore, che lo saluto, lo ringrazio visto l'orario. Buonasera Michele, grazie. Ciao, buonasera a tutti. Allora, È un piacere la sempre. prima cosa, beh, fa piacere a noi, straordinario, ti ringrazio come sempre della tua disponibilità. La prima cosa che ti chiedo, io leggevo il tuo nome accostato al Padova, al Vicenza, ad altre società, ricordiamo che tu sei ancora sotto contratto della Spezia, se non l'hai rescisso, ecco, com'è la tua situazione contrattuale con la società che tu sei dipendente e se ci sono state delle richieste che ti ho appena accennato? Beh, io sono sotto contratto ancora con lo Spezia, non abbiamo rescisso e no, con il Padova non c'è stato assolutamente nulla e qualche chiacchierata poi negli ultimi 15 giorni con una squadra di Serie B e una di Lega Pro. Ecco, non hai avuto nessuna, diciamo, solo una chiacchierata, non hai avuto una richiesta. No, no, poi non si è concretizzato nulla, per cui sono a casa praticamente adesso. No, ecco, certo Ormai Michele, penso che però, tutte le panchine sono occupate. ecco, può essere, uso un termine improprio che non carino, può essere che fai fatica che perché sotto contratto avevi un contratto oneroso. Ti faccio un esempio, a Vicenza è andato Lopez e prende 45.000 euro di ingaggio, a Padova il buon Dario Marcolin prende 75.000 euro l'anno, cioè sta cambiando un po' il calcio, ecco, magari incontri delle difficoltà sotto un problema di vista economico oppure per te non esiste questo problema? No, non penso che sia un ostacolo, anche perché non ne faccio una questione puramente di soldi economica. Certo è evidente che essendo contratti in essere bisogna trovare una soluzione anche con lo Spezia che detiene comunque la titolarità del mio cartellino, diciamo così. Ecco, sì, appunto, bisogna che prima parlino con i dirigenti della Spezia. Michele Serena, una Serie B, dicevo prima con il direttore generale della Lega, che vede molte società del sud, 6 e 7 del centro, praticamente un numero esorbitante rispetto agli anni scorsi, e solo 9 al nord. Una Serie B che per via delle salary cap ha meno ingaggi ricchi come una volta, l'unica squadra che si eleva un po' mi sembra sia il Palermo. Sei d'accordo? Perfettamente, hai fatto un'analisi perfetta come sempre, per cui io penso che il Palermo sia la Juventus di qualche anno fa o il Napoli di qualche anno fa, per cui sia destinata e obbligata quasi ad ammazzare il campionato. Però attenzione, perché non è così semplice come possa sembrare apparire nel calcio di agosto. Ecco, ti faccio questa domanda, mica sono andato a casaccio, perché voglio ritornare agli allenatori, squadre che si affidano a allenatori nuovi come Gattuso al Palermo, come Liverani al Genoa, ecco, molte squadre che hanno come il Vicenza a Lopez, cioè molte squadre che hanno o il coraggio o per un lato economico, che ne so, cambiano le strategie. Una volta il Palermo avrebbe preso un allenatore di grido, oggi cambia e mette un debuttante. Sì, non penso che il Palermo sia una di quelle che lo faccia per problemi economici. Penso che le potenzialità del presidente Tamparini siano notevoli. Come dicasi per quello di Preziosi del Genova, perché sono scelte ponderate secondo me e vanno rispettate. Poi magari c'è chi le condivide, chi meno, però insomma, inizialmente all'apparenza sembrano un po' azzardate, un po' strane, però ci sta. Non è che non possono avere nulla da trasmettere, Ah possono no, no, avere anche loro delle sicuramente idee era valide. una volta i presidenti non si comportavano così, avevano, specialmente quelli come Zamparini o Preziosi, prendevano sempre nomi di grido, nomi importanti insomma sulla panchina. Poi invece quest'anno hanno cambiato modo di vedere o di proporre a dirigere le proprie squadre con un giovane debuttante. Michele, tu vivi nel Veneto, sei di Mestre, anche se hai giocato nell'Inter e in grandi squadre, il Veneto dice che quest'anno ha due squadre di Serie A e tutte e due di Verona.
il Chievo e il Verona. Due squadre di Serie B e tutte e due padovani, il Padova e il Cittadella, e due di C1 che sono il Vicenza e il tuo Venezia, perché tu hai allenato anche il Venezia, oltre a aver allenato il Mantova e tante altre squadre, la Spezia, Sì. ricordiamo il Grosseto e tante altre. Ecco, come vedi le squadre venete, visto che avrai seguito sicuramente il lavoro del mercato delle 6 venete? Beh, io ho giocato tra l'altro a Verona, per cui conosco la piazza e la sponda giallo-blu veronese, diciamo. Sono giallo-blu anche gli altri, però, per cui ho visto che sono quasi a 15.000 abbonati. 15.000, sì, più o meno. Ecco, sì, per cui si sa che hanno una fame di calcio incredibile. È una piazza che dà entusiasmo veramente. Il Chievo è maestro del massimo profitto con delle spese molto oculate per quanto riguarda la Serie A. In Serie B io penso che il Padova stia lavorando un po' sotto traccia, ma che poi alla fine riuscirà a costruire una squadra comunque competitiva. Cittadella sarà destinato, penso, a fare il campionato che gli spetta come tutti gli altri anni. Penso che l'obiettivo possa essere, ma mi permetto di dire questo, anche se non lo so, la salvezza, e vedo che anche il mercato stesso è orientato su questa linea. Vanno alla ricerca di giovani interessanti anche dalla Lega Pro. Vedi Perez, ultimo colpo, tra l'altro un ragazzo molto interessante. E per quanto riguarda la Lega Pro, io penso che il Venezia, a differenza del Vicenza, viene di slancio con entusiasmo. Vicenza invece si è salvato proprio all'ultimo minuto, diciamo, per cui vedo che probabilmente forse ha più difficoltà il Vicenza del Venezia. Ecco, poi ricordo che, non so, tu vai in vacanza a Jesolo, si allena Del Piero, magari qualche giornata potrai andare a vedere come si allena o come si allenano le squadre australiane, insomma. Sì, loro ho letto che arriveranno i primi di agosto, qualche capatina la faccio perché magari hanno qualche metodologia diversa dalla nostra. E quindi si può sempre imparare da tutti, insomma. Assolutamente sì. Allora, ascoltami, invece apro una parentesi e poi ti saluto e ti ringrazio. In Serie A, favorite sempre la Juve davanti al Milan, l'Inter, io dico Fiorentina perché la vedo rinforzata, il Napoli, ecco, in Serie A vedi sempre la Juve un po' più avanti delle altre? Sì, vedo la Juve e sono d'accordo con te. Mi intriga parecchio la Fiorentina, bisognerà vedere come riescono non so, a reagire alle pressioni che avranno, perché insomma non può più essere la meteora, e il Milan. Milan, io ti saluto, sono stanco di vederti a casa, anche se mi fa piacere così vieni a trovarmi qualche volta ospite in trasmissione, però verrei lo stesso anche se trovi qualche squadra, perché te lo dico non per lo sai benissimo il mio pensiero nei tuoi confronti, ti meriti una squadra, poi un allenatore che ha fatto bene, a Venezia con una squadra che stava fallendo, a Mantova con una squadra che è fallita, a Grosseto con un allenatore come quello lì, alla Spezia dove ha vinto campionato, Coppa Italia e Supercoppa. È impossibile che non trovi una squadra perché davvero il calcio non ci capisco nulla se non la trova davvero e ti auguro un in bocca al lupo che tu la trovi al più presto. Crepi il lupo, ti ringrazio Giorgio. Grazie Michele Serena, come sempre la tua Grazie a voi, disponibilità, buon grazie. proseguimento. Grazie, Salve, dicevo arrivederci. Michele Ciao. Serena che ha avuto davvero ha lavorato molto bene, però naturalmente per via dell'ingaggio ancora alto che lo vede sotto contratto con la Spezia, difficilmente magari riuscirà a trovare squadra a meno che non rescinde il contratto con la squadra ligure e trovi una squadra, io credo